Oggi è mercoledì 12 febbraio 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 12 febbraio 1912. Dopo 3 anni di regno, a seguito del moto rivoluzionario per la democrazia guidato da Sun Yat-sen, l'imperatore cinese Puyi abdica in favore della Repubblica. Diviene quindi l'ultimo imperatore della Cina, ponendo fine a una monarchia millenaria. Gli viene concesso di continuare ad abitare nella città proibita e di mantenere solo il titolo di imperatore. Nel 1917, a seguito di un tentativo di restaurazione dell'impero posto in essere da alcuni settori dell'esercito, Puyi viene posto nuovamente sul trono, ma regna nominalmente per soli 12 giorni, prima di essere deposto dalle truppe del Kuomintang, il partito nazionalista cinese, ed essere costretto a rifugiarsi nella legazione giapponese di Pechino. E sono proprio i giapponesi nel 1931 ad offrirgli di nuovo il trono quando invadono la Cina durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma è costretto ad abdicare ancora nel 1945, quando le truppe sovietiche invadono la Cina. Dopo un tentativo di fuga in Giappone, con l'intenzione di arrendersi agli Stati Uniti, Puyi viene arrestato dall'Armata Rossa. È internato prima dai sovietici, poi dai cinesi, ai quali viene consegnato nel 1950. Liberato 9 anni dopo, sposa in seconde nozze un'infermiera e vive fino alla morte nel 1967 a Pechino, dove lavora come funzionario del Comitato per la collezione e la classificazione del materiale storico e come giardiniere nel giardino botanico della capitale cinese. La sua autobiografia, La prima metà della mia vita, pubblicata in Italia nel 1987 con il titolo Sono stato imperatore, ha ispirato il film di Bernardo Bertolucci, L'ultimo imperatore. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.